Ben ritrovate Cattoliche dintorni. Cresce la voglia di fare esperienze all'estero da parte degli studenti dell'Università Cattolica e sono sempre più numerose le opportunità di andare in una città straniera per imparare la lingua o per fare uno stage. Vediamo cosa ne pensano gli studenti. È in aumento l'interesse per i programmi internazionali dell'Università Cattolica. Sono più di 40 i paesi al mondo dove gli studenti possono vivere esperienze sia universitarie che lavorative per cogliere appieno le opportunità che l'università offre. Ma quali sono i programmi e le località più ambite? Allora, tendenzialmente, sicuramente programmi di scambio come l'Erasmus e l'Overseas. Per quanto riguarda i late, credo che la destinazione più gettonata sia Los Angeles. E uscire dall'università senza aver fatto un'esperienza internazionale fa perdere tantissimo al tuo CV e soprattutto è un peccato, perché comunque è un'esperienza che ripaga in termini di crediti, in termini di rivendersi il CV e in termini di esperienza di vita. Sono tanti gli studenti che partecipano a queste iniziative? Tantissimi, abbiamo mandati fuori 1500 l'anno scorso quasi, anzi di più. Ragazzi, quali sono i programmi che avete trovato più interessanti oggi? Allora, oggi sicuramente abbiamo avuto modo di vedere quali offerte effettivamente l'università ci offre e capire che dipende anche da noi voler andare all'estero. Sicuramente oggi i programmi che forse sono stati più interessanti sono stati il late, la possibilità di andare a studiare all'estero ma per un periodo ridotto, in modo da poter comunque fare esperienza sia all'estero ma poi vedere come effettivamente uno studente, come parlando per esperienza personale, che non è mai andato all'estero a studiare può cavarsela e poi valutare effettivamente se un Erasmus o comunque un'esperienza lavorativa potrà essere qualcosa di utile o una perdita di tempo, non tanto dal punto di vista comunque esperienza mia, ma in termini terra a terra, diciamo, come esami o poter effettivamente concretizzare qualcosa. Eri già a conoscenza dei programmi che propone l'Università Cattolica? Sì, a dire il vero mi ero già informato sulla pagina del sito, perché comunque ci sono diversi siti su cui puoi vedere comunque un late piuttosto che un'altra l'Erasmus o un altro progetto internazionale, però vabbè, alla fine la Cattolica dispone di diversi mezzi, quindi diciamo che non manca l'informazione. Credo che l'iniziativa più interessante che è stata presentata oggi sia quella Work and Travel in America, negli Stati Uniti, perché comunque ti dà la possibilità di lavorare, anche se è un lavoro umile, però ti dà anche la possibilità di guadagnare qualcosa, quindi coprire le spese del viaggio, che comunque sono sempre tante. Alice, ultimo anno della magistrale di Scienze Linguistiche, ha approfittato di una delle numerose opportunità messe a disposizione dall'Università Cattolica e ha trascorso 3 mesi presso il Museo di Storia dell'Arte di Vienna. Ascoltiamola. Alice Zinesi, abbiamo già avuto l'opportunità di intervistarti in occasione di un'altra esperienza che hai fatto negli Stati Uniti per l'ONU. Questa volta invece sei stata in Austria, a fare che cosa? Sono stata al Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Museo di Storia dell'Arte, a fare uno stage di 3 mesi presso il Dipartimento del Turismo, che si occupa di organizzare degli eventi e delle attività promozionali per fare pubblicità al museo in Austria e non solo. E oltre a questo mi sono anche occupata di tradurre il sito del museo in italiano. So darling, save the last dance for me. Oh, I know
that the music's fine like È stata un'esperienza fantastica sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista umano, perché vivere all'estero da sola per così tanto tempo mi ha insegnato ad organizzarmi, a gestire la mia vita, e sostanzialmente è stata anche positiva dal punto di vista lavorativo perché era la prima volta che mi affacciavo al mondo del lavoro, e avere l'opportunità di farlo in un paese europeo e di farlo in una lingua diversa dalla mia lingua madre mi è servito tantissimo. Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Ho deciso di partire essenzialmente per due motivi. Il primo, per migliorare le conoscenze del tedesco, che fino a questo momento era rimasto solo un tedesco scolastico, e in secondo luogo perché volevo visitare a tutti i costi la città di Vienna e vivere Vienna non solo da turista ma da abitante stesso della città. Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Questa esperienza mi ha aiutato innanzitutto perché mi ha aperto una finestra sul mondo del lavoro, e credo che vantare un'esperienza all'estero possa essere utile in futuro per cercare un posto di lavoro non solo in Italia ma anche proprio all'estero. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart. La vita a Vienna è costosissima, è una delle capitali europee più costose in assoluto, però è una città che offre tantissime opportunità, piena di cultura, ma nello stesso tempo la cultura è accompagnata dalla modernità. Dance for me. E ora andiamo in cucina per scoprire i libri di Silvia. Utile che ci salva dalle cene last minute quando nel frigorifero ci sono pochi ingredienti e le idee scarseggiano. Il ricettario si apre con i consigli utili su come ordinare e pulire il frigo e anche il nostro freezer, e poi 7 sezioni, tra cui carne, verdura, pesce, avanzi, e un ultimo capitolo intitolato E se il frigo è vuoto? Ricette appetitose e veloci, accompagnate dalle relative foto. Questo è Apro il frigo e cucino. Affascinante, realizzato in collaborazione con Altro Mercato, il commercio equo e solidale. Come il titolo vi anticipa, vi assicuro che apprezzerete e amerete quelle piante che servono per colorare e profumare piatti deliziosi. Viene definita la Bibbia delle spezie perché in 120 ricette le due autrici, Valeria Calamaro e Concita Cannavò, descrivono 20 varietà diverse di spezie. Queste piante, che hanno origini incantevoli e una storia millenaria, pensate che ancora prima del 2000 a.C. sia la Mesopotamia che la Cina ne utilizzavano in grosse quantità. Un'usanza che per fortuna non è svanita fino ai nostri giorni. Questo è Spezie, i sapori del mondo in cucina, di Valeria Calamaro e Concita Cannavò. You look so good, look so good. You know you got me
Se i vostri bambini vogliono divertirsi in cucina e dilettarsi con nuovi piatti e con ricette semplici e veloci, c'è questo Imparo a cucinare di Abigail Whitley, un autore specializzato nella letteratura dell'infanzia. Un ricettario che introduce i bambini alle regole base della cucina. In realtà però è scritto talmente bene che si indirizza anche a tutti i cuochi un po' più adulti. È un libro illustrato con fotografie colorate e ricette dettagliate. L'autore spiega passo dopo passo come cucinare qualsiasi cosa, a partire dai sandwich, dalla carne, dalla frutta, dai dessert. La bellezza di questo libro sta nel fatto che l'autore ripone molta attenzione nei confronti dei suoi lettori, dà consigli sulle allergie alimentari e spiega la difficoltà di ogni ricetta. Questo è Imparo a cucinare di Abigail Whitley. Anche per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su questa rete. Per chi voresse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.